Ringraziarvi Presidente e un ringrazio per questa bella intervenzione a Fabiana. Dunque, da poi marzo di 2018, da poi luglio passato di no, da poi dunque l'annullazione di cartografia e da poi un rapporto nanta Ubaduc, il nostro gruppo ha posto tre domande a bocca in questa assemblea. Una a Brivetta e due a voi, gio presidenti. Oggi vogliamo felicitare l'esecutivo di sua proposta di protocollo d'accordo per un rinforzo dell'effettività di un controllo di legalità negli spazi strategici agricoli, aspettando a nuova cartografia. Ciò che ci scomode di sicuro e ci scomode assai di un rigoso di parte di un Stato ben inteso di partecipare alla protezione di l'ESA. Anche se il protocollo non è mica e non sarà mica, dunque, da ciò che noi abbiamo potuto leggere, cifrati, noi pensiamo, e da ciò che abbiamo inteso prima, dobbiamo tenere le nostre promesse. Tutto ciò che noi abbiamo potere di fare, ci vuole che noi usiamo da proteggere le nostre terre e di portare, può darsi, al tribunale amministrativo i permessi di costruire quando noi abbiamo fare. Allora, per portare questi permessi di costruire, struiti e detti in illegalità, sapendo che da poi a fine di innaggio possiamo avere accesso a un fichier, a un cartolare, ma solo un mese dopo, che l'abbiamo imparato da poco, un mese dopo e in più sul listino una informazione solo non ai permessi di costruire a cittadini, a persone morali e mica a persone fisiche, mica dunque ai permessi di costruire a cittadini per i particolari. Dunque sul listino esiste, lo possiamo avere un mese dopo, non è mica dunque un listino che noi possiamo avere che concerne i permessi di costruire per i particolari, ma e che manca noi, collettività, parlo di i permessi di costruire per i particolari, non possiamo avere. Dunque, come possiamo fare? Cercheremo di riflettere insieme. Infatti, quando noi abbiamo questionato a Brivetta, non ha promesse fatte, non ha dato risposta, un po' come ciò che la legge a Laura Maria Poli prima, non ha a cartola dell'impiego legale. Risposte non ha dato poco e non ha tutti questi affari, dunque ci ha detto che di sicuro lo Stato sarà ingaggiato, ma senza apportare nessuna informazione. Dunque, noi qui, ciò che non abbiamo mica da smentigare, e di appena come l'ha detto a Fabiana, non smentighiamo mica che questi spazi strategici agricoli hanno una funzione economica, sociale, una funzione nell'ambito. 105.000 ettari che so, allora che prima ne era previsto 175.000. Dunque, per noi questi 150.000 ettari protetti è un nostro progetto di società. Un progetto di società che noi vogliamo per domani e ci vogliamo giungere. L'abbiamo letta e alleggeremo torna, ne vogliamo giungere all'autonomia alimentaria e per questo abbiamo bisogno di questa data e di una data che rispondeva a tutti i criteri di spazi strategici agricoli. Di a filosofia di Ubaduc e se non proteggiamo mica le nostre terre, sappiamo ciò che lo è passato e ciò che lo si passerà torna, sarà dunque a portare parte a speculazione e qui non la vogliamo mica. Dunque, felicità di torna l'esecutivo per il suo rapporto e anche dunque se il suo protocollo un po' mica è cifrato, e beh, forse
proveremo a giungerci nei soli qui, in cui le nostre competenze. A ringraziarvi.